Buonasera a tutti da Veronica Pisano, cantante folk sarda, e da Maurizio Gastaldi, polistrumentista, compositore che deve ancora venire. Vi piace il mio abitino? Allora, questo praticamente ve l'ho detto che sono intollerante al lattosio, sicuramente anche alla soia, non intollerante alla soia, però mi gonfia a tutti la soia. Siccome ne ho abusato, recentemente mi sono gonfiata. Guardate come mi sono sgonfiata. Questo abitino mi stava strettissimo prima. Le maniche mi stavano strettissime. Guardate che larghe adesso, cioè nel giro di pochissimo. Infatti vi consiglio, se vi sentite gonfi o dite di essere grassi, controllate i latticini, perché il bambino dopo i 2 anni di vita è intollerante al lattosio, quindi tutti lo siamo. Poi potrebbero essere tanti alimenti che ci creano intolleranza e quindi magari non è quello che mangiate, cioè è quello che mangiate, però non è grasso, ma siete solo gonfi, quindi accertatevi di questo, vi consiglio. Mettiamo subito la sedia per Maurizio. Mi pare che siamo arrivati a 14.000 iscritti. Grazie. Sono molto contenta. Gli metto la sedia qui perché io voglio stare da questa parte. Come l'altra volta canterò solo un brano. Spostati, Billy. Che poi tra l'altro io Billy prima l'ho sognato, lo cercavo nei giardinetti, nel sogno, lo cercavo nei giardinetti per cani e non riuscivo a trovarlo. Sicuramente questo fatto qua di non riuscire a trovare il cane era una cosa che ho ancora in sospeso. Dovrei concludere di fare una cosa, un montaggio di un bellissimo video, un'intervista che ho fatto, anche se non sono una giornalista, però faccio interviste nel mio canale YouTube e poi le monto e le pubblico sul mio canale YouTube. Guardate Gigi cosa sta facendo? Ah no, l'ho nominato e ha smesso di farlo. Comunque, dicevo, dovevo montare l'intervista dell'ufologo il dottor Giorgio Abis, che salutiamo, ma non credo che lui guardi Facebook, YouTube, insomma, questi social, perché ha 85 anni. E lui aspettava proprio che pubblicassi l'intervista su YouTube, Gigi, e invece non l'ho ancora pubblicata perché non ho finito il montaggio, perché questa volta sarà una bellissima intervista, lunghissima, che prende all'inizio una conferenza fatta all'inizio dell'estate, a giugno mi pare, e quindi ho lasciato passare tutta l'estate, anche perché durante l'estate su non posso andare, quindi cosa c'è Gigi? Non ho capito cosa vuole. Sicuramente c'è qualcosa sotto il mobile. Aspetta che mamma ti stai. Aspetta. Tra poco arriverà Maurizio Gastaldi. Spostati Gigi. Vai Gigi, vai. Ah, c'era la pallina sotto il mobile, capito? Prenditi la pallina e vai via.
Ecco, allora scegliamo, mi sa che sta salendo Maurizio. E noi scegliamo un solo brano, perché sono qui per salutarvi, giusto per un saluto. Quindi diciamo quel sogno, Gigi, quel sogno praticamente rappresentava quel sogno rappresentava questa cosa che non ho concluso, insomma, questa intervista che non ho concluso. Ah, poi scrivo anche per Rivista Donna, una bellissima rivista. A proposito, seguitemi su Rivista Donna, Radio Bonaria, anche su Radio Bonaria ogni martedì e sabato. È arrivato Maurizio, vado ad aprirgli. Hai bussato perché non avrei visto. Ora che stiamo andando. Le 16 precise, Maurizio è precisissimo. Maurizio è precisissimo. Dicevo, stavo scegliendo un brano solo per i nostri amici, perché ci siamo collegati giusto per salutarli e poi chiuderemo, perché abbiamo bisogno di provare noi, perché dobbiamo fare un concerto. Allora io penso che il concerto sarà qui su YouTube, qui su YouTube, però fisicamente saremo in un teatro. Ecco, vorrei fare una cosa del genere. Anche perché, sì, anche perché cosa stavo dicendo? In un teatro? Ah, anche perché ci saranno le restrizioni anche quest'inverno sicuramente. No. Sì, ci saranno, perché ne stanno inventando tante. Quindi io me ne invento un'altra ancora, visto che loro hanno tanta fantasia con capito? Hanno molta fantasia, ne inventano tanti di questi. Allora io mi invento le soluzioni, loro creano i problemi, ti danno le soluzioni, non le accetto le loro soluzioni, trovo le mie soluzioni e campo così, capito? E campo pure bene. Oh, adesso scegliamo un brano solo per salutarvi e poi proviamo io e Maurizio. No, vorrei un brano di Maurizio Gastaldi, chissà, vediamo il quadernone dove ho raccolto le canzoni di Maurizio Gastaldi. Una stella, anche se è una canzone, diciamo, è un brano natalizio. Gigi, aspetta un attimo che forse però non ho.
Non ho il quarto foglio però, aspetta, non ho tutto il testo. Scusa. No, non ho tutto il testo e non posso azzardare a cantarla questa senza il testo. Ok, direi di fare tremasta argumentu un uvrori asute una volla, tremavi come una foglia sotto un fiore, tremavi come un fiore sotto una foglia. Testo in italiano di Miriam Scasseddu, grande scrittrice, poetessa, scultrice a livello internazionale, tradotta in sardo fedelmente da Maurizio Gastaldi e musicata sempre da lui. E poi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo video. S'amore è una arena de acqua su te terra, intradesar recordos, aintu de pesa guerra, is cosas tuas sfarcinadas aí essa dom, si moviando argumenti dandoci via sta ruioni ti agherrai, si moviando argumenti dandoci via sta ruioni ti agherrai. Tremasta argumenti un flore sotto una bolla, tremasta argumenti un flore sotto una bolla, tremasta argumenti un flore sotto una bolla, tremasta argumenti un flore sotto una bolla. Esa paciencia que tenía hasta esas cosas de esa vida, ya está ancora giuvinetta, tiene esta gana de querrai, in questo io non da sibilo, tengo pago pazienza, un sagon che sta coscienza, volubivis in vida, volubivis al ricordo de esta bella vita rua. Tremasta argumenti un flore sotto una bolla, tremasta argumenti un flore sotto una bolla, tremasta argumenti un flore sotto una bolla, tremasta argumenti un flore sotto una bolla. Instrumentus de su coro te ligemo di ogni locus, e movia sta spirivistas, prima dei lamentai, sospirasta pago, tu por non diniscirai, e rangel sta pago, por non indi fai gattai. Tremasta argumenti un flore sotto una bolla, tremasta argumenti un flore sotto una bolla, tremasta argumenti un flore sotto una bolla, tremasta argumenti un flore sotto una bolla. Bene, e come Andrea Parodi aveva una voce femminile, io ho anche una voce un po' maschile, nel senso che scendo. Maurizio ha fatto delle note bassissime, questa canzone non era la mia tonalità, però mi sono adattata, visto che ne dovevo fare solo una, non volevo fermare la musica, siamo andati avanti lo stesso, e invece di alzare la tonalità come molti fanno, si fermano così, no. Oggi era un'esibizione perché ne abbiamo fatto solo una e si fa quello che esce fuori. E quindi niente, volevo dire che io ho delle note anche molto basse ma anche molto alte, una vasta scala, e forse tra poco, appena terminerò l'intervista, dicevo, del dottor Giorgio Abis, cioè l'intervista è già stata terminata, devo
fare gli ultimi ritocchi al video, probabilmente intervisterò una persona molto molto interessante. Devi bloccare il telefono, è inutile che te lo metta in tasca. Ce l'ho la Certo. No, ma devi bloccare lo schermo, altrimenti ti fa telefonate, si accende il ma devi bloccare lo schermo. E voi come mettete il cellulare in tasca? Lo bloccate o non lo mettete in tasca? Dove lo mettete? Scrivetelo nei commenti. Dicevo, intervisterò molto probabilmente una persona molto interessante che ha gli arresti domiciliari, insomma, che lavora al mercato di San Benedetto. Io penso che lui possa rilasciare un'intervista perché l'ha già rilasciata come si chiama il caro collega, come si chiama Maurizio? Mi è mandato l'intervista di Lai, come si chiama? Come si chiama? Lai. Sì, Lai, come si chiama quel Antonello Lai. L'ha già intervistato, lui ha detto un paio di cose molto belle, vorrei che le ripetesse anche a noi, perché più viene pubblicizzata questa cosa meglio è, perché io penso che i tossicodipendenti ascoltino altri ex tossicodipendenti per smettere. Se parla magari una persona non esperta che non ha mai avuto esperienze come noi, no? Gli altri non sono stimolati a smettere o ad ascoltarli. Invece una persona che è stata come loro e sa come parlare, mi è piaciuto molto il discorso che ha fatto, andatelo a vedere su Antonello Lai su Facebook, lui pubblica su Facebook, non so se sia anche su YouTube, Maurizio. Non lo so io l'ho trovato su internet. Su Facebook l'ha trovato. Su Facebook. Non so se sia anche su YouTube, però noi proviamo a farle un'intervista, vediamo un po' e lo mettiamo e lo caricherò insomma qui. Bene, per questo video è tutto. Vi diamo appuntamento al prossimo, che sarà Maurizio quando? Domenica prossima. Forse è sabato. Forse è sabato. Sabato, sì, dovrebbe essere sabato. Grazie a tutti, ciao!